Giulia Petri in terza corsia, anche lei bronzo ai giovanili di Riccione primavera scorsa, campionati italiani giovanili, proprio in questa gara dei 100 farfalla. In quell'occasione aveva nuotato 1.04 e 26. Al comando Giulia Petri, il passaggio della Fabretto era stato 30-24, decisamente più veloce il suo 29-46, Santini 31-31 e poi la Vettoretti 31-65. Primato della manifestazione in questa gara di Elena Gemo, 1.02.96, il primato regionale di Giulia Donnola 1.01.88 e poi Beatrice Fassone detiene il primato italiano di categoria 59 e 14. Senza avversaria in questa prova Giulia Petri, solo se stessa il tempo 1.03 e 71, senza mezzi termini, vince la batteria e va al comando della classifica. La ritroveremo domani in corsia 3 nella finalissima dei 100 farfalla junior. Fra poco avremo l'ufficializzazione dei risultati con i nomi delle 6 finaliste.